Una buona serata a tutti i telespettatori, benvenuti a questa puntata di TV7 Match, benvenuti nel nostro studio. Buonasera Ermanno. Ciao, allora, Tullio. è una puntata, settimana scorsa quando abbiamo detto ricorderemo il maltempo degli anni passati e quant'altro, invece ci ritroviamo anche questa sera a parlare invece dell'attualità. Certo, perché purtroppo si pensa alle grandi opere, ma non si pensa al quotidiano, e il quotidiano è più tragico e ci porta a una situazione che veramente diventerà irreversibile. Oggi abbiamo circa oltre 100.000 famiglie senza energia elettrica in tutta Italia a causa del tempo. La Liguria abbiamo visto che non cade foglia che la Liguria non venga in qualche maniera coinvolta. Il Veneto purtroppo sappiamo quello che è. Abbiamo cementificato il Veneto e abbiamo chiuso tutte le vie d'acqua. Io percorro la parte nord dei Colli Ugani e vedo i vecchi canali dove passavano le grandi barche, certo, che adesso sono dei fossi, e la Repubblica Veneta sull'ingegneria idraulica può ancora insegnare molto, mi pare, quindi abbiamo con noi il professor Dal Paus che ci racconterà. Ma quello che poi parleremo di stasera saranno le ricorrenze, quindi il memento, e qui torniamo all'ospedale e torniamo ad occuparci anche della mafia. Abbiamo un'intervista in esclusiva con Paolo Borrometi, il giornalista che è stato, ha già subito delle aggressioni, ma proprio quest'anno, grazie alle intercettazioni telefoniche, si è scoperto che stavano per realizzare un attentato per eliminarlo, lui e la scorta. Certo, e quindi parliamo di questo, parliamo della sentenza che è uscita. Certo, in questi giorni, certo. No, in questi giorni. Oggi è uscita e quindi vediamo subito quali sono i risultati e poi parleremo della politica, perché lo spread sale e chi ha effettivamente la responsabilità di questo spread, ammesso che gli italiani ne siano colpevoli. Senti, bene, partiamo allora, con le ricorrenze intanto. Sì, intanto i nostri ospiti che sono arrivati. Dimenticavo di presentare gli ospiti che abbiamo in studio e che ci accompagnano in questa prima parte di TV7 Match. Buonasera al professor Luigi Dal Paus, buonasera professore, docente di idraulica all'Università di Padova, grazie di essere qua. Al suo fianco Marino Zamboni, buonasera anche a lei. Lei è uno dei promotori, dei sostenitori del comitato Brenta Sicuro, che da tanto tempo si batte proprio per contrastare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'attenzione che ci deve essere per le nostre vie d'acqua. Grazie di essere qua. E poi abbiamo Elisa Venturini. Buonasera. Allora, vice sindaco di Casalserugo e vicepresidente di ANCI Veneto. Buonasera e grazie anche a lei di essere qua. Allora, prima di iniziare a parlare della situazione, di quello che è successo in questa settimana per quanto riguarda la situazione meteorologica, invece apriamo la nostra pagina dedicata alle ricorrenze. Sentiamo nella sigla di che cosa parleremo stasera. Memorandum, storia e memoria. 28 ottobre 1958. Angelo Giuseppe Roncalli, dopo 3 giorni di conclave, viene eletto Papa. Sarà ricordato come il Papa buono. Allora, 3 giorni di conclave prima di arrivare all'elezione di Papa Roncalli. Sentiamo come ha raccontato questa elezione l'Istituto Luce, vediamo. Ora tutti gli occhi sono fissi al balcone della Sala delle Benedizioni, di dove il cardinale Canali farà conoscere al mondo il nome del nuovo pontefice. Annuncio Papi, Gaudium Magnum, Habemus Papam.
262esimo vicario di Cristo è Angelo Roncalli, che ha scelto il nome di Giovanni XXIII. Qui lo vediamo giungere a Venezia come patriarca. Roncalli è nato 77 anni fa da modesta famiglia di agricoltori, a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo. Come un altro patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto, il Santo Pio X, Roncalli ha lasciato la sua sede di Venezia per ascendere alla somma dignità della Chiesa. Ed ora il nuovo Papa impartisce urbi et orbi la sua prima apostolica benedizione. Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Bene, beh, ci siamo presi anche la benedizione, anche se a distanza di un po' di anni. Professor Dal Paus, un Papa che arrivava da Venezia, tra l'altro, no? Dopo un periodo come patriarca. Penso che sia un Papa che ha segnato una svolta nell'atteggiamento che la Chiesa Cattolica doveva tenere nei confronti dei più umili e dei più poveri. E la sua idea del Concilio Vaticano non so quanto sia stata gradita a qualcuno, certamente è stata una novità importante che ha dato una svolta anche negli anni successivi alla Chiesa Cattolica, quindi credo che da questo punto di vista sia stato un grande Papa, oltre che una persona degna di diventare santo, quindi sicuramente eccezionale. Sicuramente Papa Giovanni XXIII è un Papa che è rimasto anche nella memoria, anche a chi non ha vissuto gli anni del suo pontificato, comunque lo ricorda. Zamboni, ci sono delle analogie forse tra Papa Giovanni XXIII e l'attuale Papa Bergoglio? Il Papa Buono, cosiddetto, nell'immaginario è rimasto come un Papa semplice, per qualcuno sempliciotto, in realtà ha segnato profondamente la storia della Chiesa e, come diceva il professor Dal Paus, ha segnato veramente il percorso della Chiesa nei confronti dei fedeli anche negli anni successivi, quindi avvicinando notevolmente quella che è la Chiesa alla persona. Quindi da questo punto di vista certamente ha segnato profondamente la Chiesa, quindi è decisamente un Papa che si ricorda ancora molto, ma molto volentieri e anche con una grande bellezza, ecco, rispetto a quello che ha lasciato nel suo percorso. Cioè una figura, diciamo, che è piaciuta, ma invece analogie con Papa Bergoglio ce ne sono nell'atteggiamento, nel comportamento. Ricordiamo Giovanni XXIII, le ha dato un bacio a tutti i bambini, una carezza, no? Ma io dico la verità, il primo Papa che ho conosciuto è stato Wojtyla, perché io questo Papa non l'ho mai visto se non appunto immagini di repertorio, ne ho sentito parlare appunto del Papa Buono, del fatto del dare la carezza, quindi esprime proprio l'affetto. A me la cosa che comunque è impressionato è il fatto delle sue umili origini contadine, e questo a significare che la cultura contadina, che poi è la cultura del nostro territorio, lui è nato nella provincia di Bergamo, ma poi è la cultura anche del Veneto, quindi questa cultura contadina fondata quindi su ideali, su valori, su principi che sono i nostri, che poi hanno rappresentato la base del nostro sviluppo, della nostra regione, e che rappresenta il nostro patrimonio culturale di base. Ecco, quindi la semplicità che è poi collegata però ad una solidità, una voglia di fare, un impegno che ci contraddistingue come persone e anche come regione, direi. Certo. Il concilio obbligato, Ermanno, Papa Giovanni XXIII si è trovato nella condizione di doverlo fare, doverlo convocare. Perché? E allora perché è obbligato? Perché abbiamo messo il concilio obbligato? L'hai messo tu il titolo? Questa domanda a me. Allora, no, non è il Concilio Vaticano II, chiude il Concilio Vaticano I. Perché il Concilio Vaticano I, indetto da Pio IX, quindi siamo 1860,
vuole rivedere la posizione della Chiesa in un momento in cui nasce il liberalismo, nascono tutta una serie di presupposti, si sviluppa l'industria e il commercio. E quindi questo concilio, che nasce nel 1860, durerà fino al 1960. Quindi dura, e perché praticamente non lo chiudono, perché per lasciare aperta la possibilità alla Chiesa di periodicamente riunirsi e rivedere le posizioni in base alla trasformazione della società, l'aggregazione, che ormai dopo la Rivoluzione francese aveva creato una situazione, aveva rotto il ghiaccio e quindi gli stati stavano cambiando. Anche c'è stato nel 1820 c'è stato un tentativo di ripristinare le vecchie dinastie, i vecchi territori, eccetera, però ormai il ghiaccio era rotto, la gente aveva capito che l'impero non era coerente con quello che riusciva a dare ai cittadini, e tant'è vero che poi nel 1918 crollano tutti gli imperi, da quello ottomano fino agli zar, all'impero asburgico, eccetera. E quindi si apre quella che è la strada di mezzo che avviene dopo le grandi rivoluzioni, il fascismo, e quindi la versione tedesca del fascismo, il nazismo. Giovanni XXIII chiude quel periodo e apre il nuovo Vaticano II. Quello era Vaticano I, apre Vaticano II, ma la situazione in cui si trova Giovanni XXIII, detto anche Papa Buono, perché Pio XII era un Papa estremamente accentratore, estremamente severo e non lasciava spazio a dialoghi, e invece lui capisce perché ha ereditato un conflitto che ha portato la Chiesa a punti estremi della situazione, diciamo, teologica e del comportamento dei cardinali. Uno per tutti, Stepinac, che è quello che poi gestisce il grande, diciamo, la grande tragedia del mondo jugoslavo, e che praticamente gestisce l'orrore degli Ustascia e di Ante Pavelic. Questo cardinale poi viene fatto, certo, viene beatificato, fatto non santo, viene fatto beato da Papa Wojtyła. Allora questo è l'aspetto, diciamo, il momento in cui si trova questo Papa in una situazione dove la Chiesa cristiana si era dimenticata tutte le chiese cristiane del mondo, da quelle africane con la guerra in Abissinia, e non aveva avuto il coraggio dopo la guerra di dire abbiamo assistito a una strage e non condividiamo questa cosa. E quindi è stata, diciamo, la situazione è stata portata verso invece un concilio dove per la prima volta sono entrate tutte le altre religioni. Quindi c'è stata una sorta di pacificazione. Questo concilio aveva la funzione di pacificare tutte le religioni di origine cristiana. Quindi gli ortodossi, che durante la Seconda Guerra Mondiale fu fatta una strage di milioni di ortodossi, quindi fu una guerra, l'ultima crociata, i cristiani copti africani, e abbiamo anche lì centinaia di milioni di fedeli che vengono sacrificati durante l'impero italiano in Abissinia, e quindi questa situazione necessitava
di riportare a un corretto rapporto tra religioni e colgo l'occasione anche di chiamare in questo Concilio Vaticano II anche i rappresentanti ebrei sopravvissuti all'Olocausto. E quindi questa è stata la grande mossa teologica, politica, diplomatica e anche cristiana di questo Papa. Quelli che erano gli obiettivi poi sono stati raggiunti. Allora, furono superati perché questo Papa disse: non parliamo più il latino, giriamo l'altare maggiore e lo giriamo verso la gente, perché i fedeli ci confrontiamo a viso aperto con i fedeli e quindi recitiamo le preghiere in italiano e diciamo le messe in lingua italiana o in lingua naturalmente del paese dove si fanno le messe. E questo ci fu una sorta di rivolta, perché chiaramente il latino è la struttura fondamentale della Chiesa e quindi qualcuno ebbe da obiettare, ma diciamo che fu invece accolto molto positivamente, perché finalmente la gente riusciva a capire, perché molta gente non sapeva cosa diceva quando pregava, e quindi riuscì a capire finalmente cosa succedeva durante il rito della Santa Messa e tutti gli altri riti di conseguenza. C'è un piccolo neo di questo Papa, perché diede la indulgenza plenaria proprio ad Ante Pavelic, che si era rifugiato in Argentina grazie all'aiuto di Evita Peron, e lì ci stava bene perché quando era partito con una scorta di denaro sufficiente per farlo campare bene. Poi quando Peron fu buttati giù e naturalmente si rifugiò in Spagna da Francisco Franco e lì continuò a vivere e poi morì nel 59 e prima di morire chiese l'indulgenza plenaria e Giovanni XXIII gli diede l'indulgenza plenaria. Ora Ante Pavelic era il capo degli Ustascia e responsabile di almeno 1 milione di ortodossi sacrificati, perché chiaramente nella Croazia dell'epoca dovevano restare soltanto cristiani, e allora erano 2 milioni di ortodossi, 1 milione fu convertito riunendoli nelle grandi piazze e ognuno alzava la mano per essere benedetto e battezzato, e gli altri invece furono assassinati. Questo è uno dei motivi per cui era necessario un concilio per riunire tutte le forze cristiane in un intento unico di pacificare una guerra che sì era stata fatta dal fascismo, ma poi qualcuno ci aveva marciato sopra, e non che poi cardinali e vescovi cristiani romani non siano stati uccisi, perché ci sono 5 vescovi polacchi, quando la Germania invade la Polonia vengono ammazzati 5 vescovi polacchi perché chiaramente non facevano parte del gioco del nazismo. Un'altra cosa strana, per ultima, è il fatto che ci sono 2 Giovanni XXIII. Ce n'è uno che praticamente all'inizio del 1400, siamo alla fine del papato di Avignone, dove il re di Francia, Filippo il Bello, prende il Papa di peso e lo trasporta, poi il papato lo trasporta ad Avignone, e lì siamo alla fine di questo periodo e quindi nascono improvvisamente, a seconda delle aree geografiche, degli interessi politici, ci sono 3 papi. Uno di questi, che è un giovane che viene nato a Ischia, che si propone come Giovanni XXIII e avrà dei meriti perché gli si dà, era sicuramente un papa un po', diciamo così, un po' fuori dalle righe, però ebbe il merito di riunificare, di cercare di riunificare la Chiesa, e quindi fu il momento in cui la Chiesa fu riportata
volenti o nolenti romani, fu portata a Roma e da lì riprese il volo per essere indipendente. In questa operazione si prodigò molto, diciamo, l'impero asburgico, l'impero d'Austria, tant'è che l'imperatore aveva il diritto di veto sull'elezione del Papa, perché, e ne abbiamo contezza, perché Pio X fu eletto dopo che l'imperatore d'Austria aveva dato il veto all'elezione di un altro cardinale, e allora Pio X, quando divenne Papa, ruppe questa tradizione e quindi la Chiesa finalmente fu libera. Certo, certo. Allora, dalla storia veniamo all'attualità adesso, perché tra poco, dopo la pubblicità, faremo un po' il punto della situazione di questo disastro che ha colpito non solo il nord-est ma un po' tutta Italia, e cercheremo anche di capire a che punto siamo con le opere nel nostro Veneto di difesa idraulica, cercheremo anche di capire quali sono le analogie col 66, se ce ne sono, sulla grande alluvione del 66, oppure se si è trattato di qualcosa di ancora diverso. Ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.